Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo. Io Padre Pio l'ho conosciuto da vivo e vi racconto un episodio. Un mio carissimo amico genovese ha accompagnato la mamma e la sorella da Padre Pio e lui dice: ci vado anch'io per curiosità, mi ha detto. Al che io gli ho detto: e beh, io ci andrò l'anno prossimo perché quest'anno mi sono sposato, eravamo del 50. Al ritorno mi ha raccontato un episodio carino. Quando lui mi ha detto: ci voglio vedere in faccia quest'uomo com'è. Quando è entrato da Padre Pio, lui è tutto compunto, in segno di e come è entrato Padre Pio gli ha detto: genovese del Piffero, e adesso che mi hai visto cosa mi dici? Quello è rimasto meravigliato, che non aveva accennato niente a lui e nessuno sapeva niente, aveva detto solo a me e io ero a Genova, che andava a vedere a curiosare questo Padre Pio. Padre Pio gli ha fatto quel discorso lì, non l'ho mica confessato, l'ha mandato via, gli ha detto: ritorna, preparati per confessarti e poi vieni e ti confesso. Il giorno dopo lui è tornato, si è avvicinato a Padre Pio, ha salutato, si è inginocchiato e gli ha detto: vorrei confessarmi, e dice: mi ha confessato, non mi ha accennato minimamente al discorso del giorno prima che mi ha detto genovese del Piffero. È stato di una dolcezza infinita che io mi sono commosso e ho pianto dalla gioia. E non me l'aspettavo, però Padre Pio è veramente un santuomo. Ai ricordi di gioventù, appena sono entrato nei giardini, te l'ho detto, c'era la fase del giardiniere, basta, ho conosciuto un certo Fedele Ravotti e lo vedevo serie cose, dico, ma ho detto: ma scusami, ti vedo pensieroso, hai bisogno di qualcosa? Sono triste, abbi fede, gli ho detto. E ce l'ho persa, mi ha detto. Io intendevo abbi fede nel Signore e lui mi ha risposto: l'ho persa. E io credevo la vera l'anello. E come hai fatto a perdere la vera? No, ci ho perso la fede. Ti spiego, Gavino, mi ha detto. Io ero prete. Ero il segretario di Don Orione, dovevo andare in missione in America e sono andato a casa da mia sorella per stare una settimana con lei e poi partivo. Ho voluto, se c'era qualche persona bisognosa, di invitare a pranzo con noi, ho detto: fai del bene a qualcuno, gli ha detto a mia sorella, e mi ha fatto venire una ragazza che aveva un bambino piccino. Abbiamo mangiato insieme. Siamo stati lì, l'ho vista tutti i giorni, me ne sono innamorato, ho abbandonato l'abito e mi sono sposato. Però quante lacrime ho versato, e me l'ha detto Don Orione: Fedele, ti succederà così e così, tu abbandonerai la fede, ti salverai perché io pregherò per te. Difatti Don Orione ha mantenuto la parola. Lui si è rimesso, si era pacificato con la Chiesa, è andato in pensione da giardiniere e poi, avendo questa figlia qui, non è rientrato nel sacerdozio perché era impegnato nella cosa. Però è durato poco, è morto, io sono andato al suo funerale, c'era la gente così, sapessi quanta gente che c'era lì.
a funerale, gente che aveva già unito lui in matrimoni, gente che aveva, erano tutti felici e contenti che lui aveva fatto il funerale religioso. Me ne sono andato volontario nella Milmart, allora c'era la Milmart, però non mi piaceva la camicia nera e ho fatto domanda per andare a fare il militare di leva e sono stato accontentato e mi sono fatto poi, sono stato in Toscana, sono andato nelle Puglie, finita la guerra, per fortuna non sono andato nella linea gotica al fronte perché ho avuto una fortuna sbarcando a Napoli che ha fatto l'esame, l'appello, si chiamava Spano, quando mi ha chiamato Spano dice mettiti da una parte, lì c'è da fare colazione se vuoi, prenditi il panino, fai quello che ti pare, aspetta che finisco l'appello. Quando ha finito si è presentato e mi fa io sono Spano, se sei mica di origine napoletana, no caro, semmai sei tu di origine sarda, perché si chiamava Spano anche lui. È una cosa, Hispanum vuol dire spagnolo in lingua sarda, è in latino, Hispanus. Perciò io sarò di origine spagnola, ma tu sei di origine sarda, c'è poco da dire. E si è messo a ridere, ma ha offerto poi se volevo rimanere a San Napoli. Ha detto no, c'è mio fratello a Firenze, il carabiniere aspetta per andare a Torino appena va via il fronte dalla linea gotica e ho voglia di vederlo, sono 2 anni e più che non lo vedo. Mi ha mandato a Firenze. A Firenze mi sono trovato benissimo e ci sono stato ben bene. Poi, quando è finita la guerra, ci hanno mandato giù in Puglia e sono andato a Bari e Foggia. Anche lì ho fatto con i servizi americani di aviazione e lavoravamo con loro. Dopodiché mi ha mandato a Genova e questo qui mi ha mandato alla fine del 45. Sono andato a Genova e ormai ho capito che era l'ultima tappa per andare in congedo. Sono andato a Genova, combinazione, avevo da fare delle ferie e andavo alla stazione per farmi il biglietto. E ho incontrato una vecchia figura di Sorso e non lo potevo dimenticare perché anziché andare alla dottrina quando avevo 8 anni, sono stato a giocare su Piazza della Chiesa a biglie con gli amici, tanto che si è fatto scuro e abbiamo venuto a cercarmi. E mi dice andando alla dottrina, dico sì, e quello lì gli ha detto Maria guarda che non è vero, sai, lì lì che gioca dalle 2. Mi ha dato un lissebus mia mamma che io non cercavo di riparare i colpi, cercavo di vedere chi è che mi prendeva le biglie, il giorno dopo me le ha restituite tutte. L'ho incontrato, gli ho raccontato quello e dice me lo ricordo, e ci viene a trovarmi, dico sto andando in ferie, quando ritorni? E sono andato, ho fatto le ferie, sono tornato. Sono andato a trovarlo in piazza Cavour e cavolo c'aveva questa figliola, era una bella ragazza. Io conoscevo i 2 maschi e lei non me la ricordavo neanche. Sono stato un po' lì e sono stato ancora, sono andato verso giugno, sono andato a Genova. Poi mi hanno congedato a dicembre. Io il giorno di Santa Lucia sono arrivato a Sorso in congedo, però mi ero già innamorato di mia moglie e mi ha detto, dice, torna che ti troviamo noi il posto di lavoro. Difatti io sono tornato là, a marzo, combinazioni compiva i 20 anni mia moglie. Mi hanno trovato il posto, però a quei tempi a Genova c'era solo da portare via rumenta, spazzatura dei detriti, dei bombardamenti, eccetera, e c'erano laureati, c'erano ingegneri, c'erano medici, gente con titoloni di studio, ma facevano il manovale perché non c'era nessun altro lavoro. È durato poco questo. Io dopo 2 anni sono entrato nei giardini e dopo 1 anno dei giardini sono passato impiegato, che era la mia ambizione. Però se non mi accontentavo di entrare in giardiniere non sarei mai entrato perché l'hanno fatti dopo anni, l'hanno fatti i corsi. E allora io ho fatto i concorsi interni per passare di ruolo.
mi sono fatto la carriera in comune, ringraziando il Padre Eterno, me ne avanza nella pensione e posso dire che grazie a chi mi ha fatto del bene, ecco perché io mi commuovo ancora adesso a pensarci. Quando posso fare del bene lo faccio, non voglio nessun interesse di mezzo. Chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che ha